Siccome ho il vento in poppa che mi sta portando verso l'elezione da sindaco di Genova, capitale della Liguria, del mondo, eccetera, eccetera, ho voluto incontrare anche i candidati, quelli che ci hanno provato. Vabbè, io qui sono con Crucioli Mattia, che si è portato il suo consigliere Andrea Possa. Eccolo qua. Consigliere d'ufficio. Allora gli ci faccio qualche domanda anche per metterlo un po' in difficoltà. C'è l'aumento del gas, del petrolio, che ha portato dei prezzi altissimi, al diesel, i pescatori non possono andare a pescare, si stanno lamentando e mio padre ha dovuto comprare le acciughe per mettere sotto sale a dei prezzi. Adesso mio padre è incazzato con me, cosa c'hai da dire? E c'ho da dire che non dobbiamo più fare questa bruttissima guerra neanche come belligeranti, quindi le armi in Ucraina non dobbiamo mandarle, sia perché non è etico e poi perché ci costa, come dici giustamente tu. Ma perché noi dobbiamo fare una cosa che ci fa aumentare tutto? Ma sulle acciughe però. Papà, guarda, parlo con mio papà, scusa. Papà non ho mica capito un belino di quello che ha detto. Andiamo su temi di politica internazionale, perché tu sei messo in Italexi. Un quinto. Con quello che lavora da Troni, non ci sono paragoni. Però c'è anche Rizzo. Noi abbiamo questa proposta, Marco Izzo, che era quello che faceva a Pornostar. Allora, la proposta è questa. Ovviamente sei per l'Italexi, quindi staccare l'Italia. Vabbè, sì, Vabbè, non stiamo a spaccare il cappello. Non andiamo a guardare i topi morti sotto. Noi siamo, prima di tutto, per staccare la Lombardia dall'Italia. Lombarexi. Ok, ci siamo quasi. Per essere sicuri che ci passi dell'acqua tra noi, facciamo Ligurexit. Però non basta, dobbiamo fare Genovexit, perché comunque ci sono certi liguri che belli. Certo. A Genova. Anche la Foce io staccherei. Noi vorremmo fare Bolzarexit. E io a Limonda ex. Soprattutto perché noi a Bolzareto abbiamo il problema di quelli di Cerranesi che vengono a morire nel nostro cimitero. Sì, ce n'abbiamo Qua c'è della uno. gente di Cerranesi, vedi? Vedete come sono i Cerranesi? Lui, oltre a essere di Cerranesi, è anche candidato sindaco di Cerranesi. Ah sì? Quindi siamo tre già candidati sindaci. Quando nel 2047 ci saranno le elezioni a Cerranesi, votate me. Non guardate questa faccia. No. Allora finiamo con una massima finale. Sì, che può essere condivisa. Che può essere E condivisa. penso già di sapere quale potrebbe essere. Che tu scavi un cantiere, che tu faccia una buca, gridiamo in coro Milano Suca! Vedi, questo qui ha saputo che dell'astrologo l'ha detto, che Bucci non l'ha detto. Secondo me Bucci è un po' di Milano. Guarda, hai mica visto l'albero genealogico? Allora, Milano su che è stato detto. Allora facciamo una cosa, Potrebbe essere lo che scoop. tu vesta Prada o vesta Gucci, gridiamo Milano su, che ce lo diciamo a Bucci. Ciao!